I grandi reportage con uno sguardo ai giovani e al giornalismo d'inchiesta. Premio Parise 2019, scelti i vincitori che sabato 28 settembre verranno premiati al Teatro del Monaco di Treviso. 3 le sezioni reportage televisivi su quotidiani e periodici e Novità 2019, una sezione dedicata al giornalismo d'inchiesta. La tutela della libertà di stampa, poi tanto cara tra l'altro anche al nostro Presidente della Repubblica. Un giornalismo pericoloso, scomodo, che dà fastidio al potere, il potere che non si sente più assistito, tutelato da giornalisti compiacenti, ma da giornalisti che ricercano la verità. Altra novità dell'edizione di quest'anno, il premio assegnato a giovani giornalisti che con il proprio lavoro si sono distinti in Italia e all'estero, riconoscimento che andrà ad Antonio Megalizzi, ucciso nell'attentato terroristico al mercatino di Natale di Strasburgo. Una targa andrà al rettore dell'Università di Trento, dove Antonio studiò, e alla sorella del giornalista ucciso a Strasburgo. Infine lo spazio dedicato alle scuole, rivolto agli istituti superiori del territorio. Le scuole coinvolte sono 4 quest'anno, ma dall'anno prossimo il concorso parallelo avrà una dimensione regionale.